Ci troviamo nella strettoia di San Michele di Pagana che, come si può vedere bene alle mie spalle, è uno dei punti più critici per la viabilità tra Santa Margherita Ligure e Rapallo. In questo punto, la maggior parte delle volte quando passano degli autobus turistici, il traffico si blocca. Proprio questo muro non permette al traffico di scorrere in modo fluido. Un problema non di poco conto, soprattutto pensando che questa villa, la Villa Pareto Spinola, una villa di interesse storico e culturale notevole, non può essere abbattuta e non può essere neanche dislocata. In questo modo però vediamo come il muro del perimetro della villa impedisce al traffico di scorrere in modo fluido. Andrebbe messo qua un bel semaforo, come hanno messo il semaforo a 50 metri dall'altro a Rapallo davanti all'OVS, forse qua un semaforo. Almeno le macchine si fermerebbero. Sarebbe la soluzione ideale per persone anziane, bambini e anche per i ragazzi diversamente abili che qui passiamo tutti i giorni, anche con le carrozzine. Insomma, a volte d'estate è veramente pericoloso. Trovo che sia un posto molto pericoloso, si intersecano sempre appunto camion, autobus, tanto traffico, le biciclette, i motorini, anche addirittura quando ci sono le ambulanze diventa un pericolo perché non sai dove metterti. Cambia da bassa stagione ad alta stagione. Diciamo che alta stagione c'è molta più affluenza, per cui sicuramente ce n'è un po' di più, ma anche durante l'inverno comunque lì è una strettoia dove non riesci a vedere chi arriva dall'altra parte, per cui ti devi comunque allargare sempre molto e insomma magari gli incidenti possono capitare un po' più frequentemente d'estate che non d'inverno. È una cosa indecente che nessuno risolve da anni. Volevano arretrare quella casa oramai diroccata e hanno bloccato tutto e non si capisce il perché. In più continuano a lasciar passare i pullman che bloccano tutta la circolazione, creando un inquinamento che qui non c'è mai stato. Cosa veramente indecente, perché a parte tutto non abbiamo nessun vigile che possa ogni tanto passare, niente. Completamente abbandonato San Michele.